Buongiorno a tutti, io sono il presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia. Voi credete di no, invece sì, mi sono fatta crescere i capelli, nottetempo ho cambiato colore. No, il presidente Paoletti, che è qui alla mia destra, ha deciso che lui voleva riposarsi e che quindi io lo devo sostituire, e io sono obbediente e sostituisco. Siamo ospiti dello stand di Promoturismo FVG, FVG Live, per chi ci segue in streaming sul web, per presentare un progetto al quale sia la Regione Friuli Venezia Giulia, che io indegnamente rappresento, perché si deve sempre dire indegnamente, a me indegnamente non piace, immeritatamente magari, ecco, ma indegnamente proprio no, che io immeritatamente rappresento, e la Camera di Commercio appunto della Venezia Giulia. Con noi ci sono i vice sindaci di Nova Gorizia, prima partiamo con l'ospite, e di Gorizia. Io comincerei però con lo snidare dalla sua pigrizia e dal suo torpore il presidente della Camera di Commercio, che ha avuto per primo l'idea di fare queste presentazioni qui nella cornice della Barcolana, e di questo io lo ringrazio molto, perché era importante che si sapesse e si potesse anche vedere e toccare con mano che la Camera della Venezia Giulia è con noi ed è con loro su questo progetto che riteniamo tutti importante e strategico. Grazie Assessore, grazie delle belle battute, me le merito tutte, ma insomma ci sta, siamo in un momento di festa, in un momento comunque di voglia di andare avanti, voglia di proseguire, per cui la Barcolana e tutti noi che ci partecipiamo, per cui come istituzioni pubbliche, privati eccetera, crediamo che bisogna sfidare la pandemia e andare oltre i limiti che essa ci pone. Detto questo, ringrazio l'assessore che, quando gli ho così accennato che c'era questa voglia della Camera Venezia Giulia di essere presenti in Barcolana e portare le candidature di Nova Gorizia e Gorizia, capitale della cultura 2025, e nel contempo pure Collio Burda Quay come candidata al sito UNESCO, eravamo distanti, se no mi avrebbe abbracciato e baciato sulle guance naturalmente, così ti rimando qualche battutina. Ma detto questo, abbiamo iniziato a lavorare assieme per questa manifestazione e oggi siamo qui grazie ai due vice sindaci di Gorizia e Nova Gorizia, qui presenti con i loro collaboratori, a sfruttare, se vogliamo, questa grande cornice, questa grande vetrina, per far sapere all'Italia, all'Europa e al mondo, perché questa regata è seguita veramente da tantissimi giornalisti, tutto quello che noi parliamo, facciamo, viene poi riportato nelle varie TV, nei vari giornali, eccetera, dai nostri collaboratori, per cui è una vetrina importante. Ci abbiamo creduto, ci crediamo, siamo vicini e come Camera di Commercio abbiamo già iniziato a star vicino, a lavorare. Oggi questa è una manifestazione importante e continueremo a star vicino ai due sindaci, in questo caso vice sindaci, e la Regione che ha fiducia in noi e noi naturalmente in collaborazione con la Regione. Grazie. Grazie Presidente. Ecco, io adesso darei la parola a colui che è stato, consentitemi, io sono pordenonese, allenatore di una delle squadre giovanili del Pordenone. Voilà. Adesso si contrabbanda con il ruolo di vice sindaco di Nova Gorizia, ma l'importante è che sia stato pordenonese per un solo anno, ma tanto basta. Grazie per la parola. Buonasera a tutti quanti in nome del comune di Nova Gorizia. Io parlerò in lingua slovena, però qui con me Goras che mi aiuterà. Rekel bom tako, da za mestno občino Nova Gorica je velikanski privilegij, da smo lahko del tako eminentne prireditve, kot je Barcolana, ki je že nekaj let zarisana na zelo velikem zemljevidu. Allora, prima di tutto, grazie anche del nome del comune di Nova Gorizia per averci invitato qua. Ci fa veramente piacere, è un onore per noi essere presenti in un luogo e su un evento come questo della Barcolana, che è presente in tutto il mondo.
Še posebej pa smo veseli dejstva, da smo lahko prisotni na tako eminentnem dogodku z našimi prijatelji iz Gorice. E ancora di più ci piace essere presenti qua con i nostri amici goriziani e gli amici, adesso già possiamo dire così, del Friuli Venezia Giulia. Skupni imenovalec tega skupnega srečanja lahko rečemo, da je jadrnica Baraonda, ki ima zelo velik simbolen pomen. Il punto congiunto di questa unione nostra qua sulla Barcolana è la barca Barraonda che anche partecipa alla Barcolana con il suo velo intitolato Go 2025 che rappresenta proprio la candidatura unita. Predstavlja v bistvu v mogočnem morju jadrnico, na kateri so zbrani kvalitetni ljudje iz te in one strani meje in imajo skupen cilj. La barca Barraonda proprio rappresenta in sé la candidatura nostra, perché sulla barca si sono messi insieme i membri dell'equipaggio sloveni, i membri dell'equipaggio italiani e stanno seguendo un unico obiettivo, cioè la vittoria. Ta cilj je preprost. Ta cilj je ustvariti skupno prihodnost, ustvariti skupno somestje. Seveda v tej prihodnosti pa enostavno ni prostora ne za razne zidove ali žičnate ograje. Per noi, tutti che siamo qua, l'obiettivo non è solo vincere per avere il titolo della capitale, ma anche creare un futuro senza barriere, senza muri, senza confini. Perciò lavoriamo su questo intensivamente. Glavni kanal, preko katerega lahko pridemo do tega končnega cilja, pa vsekakor skupna kandidatura za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Uno dei punti forti per essere uniti è proprio la capitale della cultura europea 2025, sulla quale adesso lavoriamo intensamente. Da govorimo o enotnem prostoru je bilo še posebej evidentno v času prvega vala epidemije, ko je povsem jasno bilo vsem, da je to enoten prostor in da smo dejansko življenjsko soodvisni eden od drugega. Dato che lavoriamo su questo conurbio goriziano, come lo chiamano i due sindaci, anche i vice sindaci, ci fa vedere anche la voglia della gente propria che vive là sul territorio, che ci crede in questo, e ce l'ho fatto ancora di più vedere la situazione dell'epidemia all'inizio anno, quando la Slovenia ha messo le reti sulla piazza della Transalpina Trg Europe, cioè la piazza unita delle due Gorizie, e la gente quasi la demoliva. No, in če se sedaj vrnem k moji športni preteklosti, med drugim bil sem trener članske ekipe Pordenona v serije B in vedno sem pač zasledoval en cilj v športnem smislu, in ta cilj je bil, da finale se nikoli ne igra, finale se zmaguje, in s to mentaliteto tudi vstopam v zaključno fazo, ko bomo vsi skupaj izvedli, ali bo Nova Gorica v sodelovanju z Gorico postala dejansko Evropska prestolnica kulture. E per finire dall'inizio, come dove ha cominciato l'assessore Gibelli, sì, ero allenatore della squadra di calcio di Pordenone della Serie B. Applauso. Applauso. Calcio a 5, ecco. E come allenatore avevo sempre un obiettivo fisso, cioè la finale, nella quale adesso stiamo entrando con la candidatura per la capitale europea. La finale non si gioca, si vince, e così tutti che siamo qua seduti andiamo verso questo obiettivo. Grazie. Grazie. Grazie al vice sindaco che parla perfettamente l'italiano. Lui dice di no, ma prima l'ho sentito parlare. Lui non sbaglia i congiuntivi, e chiunque pensi che abbia in mente qualcun altro sbaglia.
vice sindaco che per forza deve parlare bene italiano, sì. di Gorizia. Grazie. Grazie Assessore, buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità e dell'opportunità per portare intanto un saluto da parte del Sindaco Ziberna, che oggi non può essere qui con noi, e dell'amministrazione comunale. E un grazie che non è scontato, perché molte volte sì, si usa questa parola e si abusa anche molte volte, e poi effettivamente non è così. Invece in questo caso devo dire veramente un grazie maiuscolo, perché in questo caso siamo riusciti, come diceva anche poc'anzi Simon, siamo riusciti a mettere insieme una squadra che personalmente funziona bene, dal mio personale punto di vista funziona molto bene. E siamo impegnati su diversi fronti, chiaramente la cultura non riguarda solo ed esclusivamente la cultura, ma ricordo che io e Simon siamo assessori allo sport dei rispettivi comuni e anche in questo stiamo dando una mano proprio al percorso di avvicinamento appunto alla candidatura di Nova Gorizia 2025, anche attraverso lo sport, attraverso questi eventi. Ne abbiamo già fatti prima del lockdown, ne abbiamo fatti anche dopo, qualcuno, e in calendario ne abbiamo altri. Questo proprio anche dimostrazione che nonostante le grosse difficoltà che abbiamo avuto anche in questo periodo, e soprattutto poi ognuno presi da quello che è la quotidianità, perché molte volte la quotidianità ci può anche portare via dagli obiettivi che chiaramente stanno sempre là davanti a noi. Però abbiamo saputo affrontare le difficoltà, come ricordava prima anche il discorso della rete, che alle due città, io dico due ma alla fine siamo una, alle due città è una cosa che ha fatto un po' ripiombare negli anni 80, o meglio fino agli anni 80, quando Gorizia e Nova Gorizia erano effettivamente divise da una rete, da un muro. E vedere ristabilire in qualche modo un qualcosa di fisico, di separatorio tra le due città è una cosa che comunque ha destato un certo stupore e anche un certo malumore, perché noi siamo due città che convivono insieme da tantissimo tempo. Abbiamo fatto tanti progetti insieme e tanti anche ne avremo in futuro. Però adesso dobbiamo attendere il 18 dicembre, incrociando le dita, perché noi ci crediamo veramente tanto. Grazie veramente a tutti. Grazie per il supporto, grazie all'assessore, grazie al Presidente e grazie anche a FVG Live per averci ospitati qui, perché per noi è molto importante portare la testimonianza di Gorizia e Nova Gorizia. Grazie. Ecco, dopo i due vice sindaci, Presidente Paoletti mi segnalava l'esigenza che parlasse anche il vicepresidente della Camera, Goriziano, che quindi ci racconterà quali energie sta mettendo in moto per pervenire all'obiettivo. Mi siedo qui? No. Mi siedo qui in mezzo? Mi siedo in mezzo. No, che non c'è il distanziamento sociale, stai lì in piedi. Mi sto in piedi? Anche qua, dove vuoi. No, allora scherzavo. No, è giusto. Rispettiamo le regole che sono sacre. No, che lì vai fuori telecamera, mi ha spiegato prima. Qua. Bene, adesso sono al posto giusto? Promosso. Grazie per l'occasione, ho poco da aggiungere a quanto è già stato detto. È un grande momento, quello di Barcolana, è un momento per Trieste, è un momento per il Friuli Venezia Giulia. Qui oggi abbiamo presentato anche un'unità territoriale che forse non ha confini in Europa, è un esempio che può e deve dimostrare come i popoli, e ho apprezzato molto quanto ha detto prima Simon, il vice sindaco di Nova Gorizia, che i popoli non volevano quel muro. Ci siamo trovati in una situazione che ha creato dell'amarezza, ma il volere delle due realtà, dei due fratelli d'oltre confine, si sono riuniti al di là di quello che poteva essere un muro che doveva dividere un virus, ma non poteva dividere la voglia di lavorare insieme e essere uniti.
È un importante raggiungimento, come diceva prima l'assessore Gibelli, apprezzo, mi ha corretto in corsa, non ci stiamo avvicinando per partecipare ma perché vogliamo vincere. È lo spirito giusto col quale noi abbiamo lavorato in questi mesi, in questi anni, ed è il momento qui, Trieste, in questo momento di dare anche una dimostrazione quale le due città, le due Gorizie lavorano insieme per vincere insieme, perché vincendo insieme abbiamo delle prospettive sicuramente grandi. Fare cultura è uno degli aspetti, ma dare visibilità a quel territorio che poi lo vedete scorrere anche in queste immagini è qualcosa, forse un unicum nel mondo. Non è solo nostro, ma possiamo divulgarlo fuori dai confini di questa Europa e darlo un po' a tutte le popolazioni. Grazie. Una conclusione brevissima dell'assessore al turismo Sergio Bini. Io faccio anche Sergio Bini oggi. Cioè, non c'è e quindi mi arrangio. Ma allora, non sfugge a nessuno qual è la grande opportunità per l'intera regione Friuli Venezia Giulia della vittoria di questa candidatura. Quindi mi perdonerà Gorizia e Nova Gorica se dico la regione Friuli Venezia Giulia, ma sicuramente anche per tutta l'area della Slovenia che è vicina a Nova Gorica. È un'opportunità grandissima dal punto di vista turistico, perché essere capitali europei della cultura, se si lavora bene e non si fanno delle sciocchezze, vuol dire portare a casa veramente la possibilità, un claim per l'attrattività turistica che è grandissimo e gratuito. Certo, poi bisogna investirci anche, però l'opportunità va colta. Io credo che questa candidatura sia unica. Cioè, se stessimo parlando di una candidatura UNESCO, direi che l'unicità, che è uno dei requisiti essenziali di UNESCO, in questa candidatura c'è tutta, perché in nessun'altra città europea la storia di Berlino è in qualche modo diversa, poi data dall'89, è un'altra storia. Ma nessun'altra città al mondo, non città europea, è nelle condizioni di essere due città unite, non una città separata. Berlino era diversa anche in questo, era una città che è stata tagliata in due. Queste sono due città che vogliono essere unite e non per diventare la stessa città, fanno parte di due paesi diversi, ci mancherebbe, ma per fare insieme una grande città, ciascuna con le proprie tradizioni e le proprie leggi. Soprattutto le tradizioni sono comuni in realtà, ma le proprie leggi e i propri ordinamenti, però vogliono essere uniti. Il fascino della piazza Transalpina è unico al mondo, non perché sia bellissima, ho già detto ai due vice sindaci che si diano da fare un po' per fare delle robe, facciamo un po' di maquillage, perché insomma così com'è non è un granché, ma bellissima perché ha quel cerchio in mezzo dove tutti vanno. Ci sono andata anch'io, anzi sono andato anch'io, mi dimenticavo di essere Sergio Bini, ma mi sono ripresa velocemente. Ci si va per avere un piede in Italia, un piede in Slovenia, guardando dov'è la riga. È un posto talmente ricco di tradizioni secolari condivise anche per la particolare storia di Gorizia rispetto al resto del contesto regionale. Ci sono tutti gli elementi perché di questa candidatura riusciamo a fare un grande successo. Adesso però spetta a voi, perché noi siamo quelli che fanno il tifo e che sponsorizzano la squadra e pagano gli allenatori, i medici sociali, eccetera, eccetera. Ma a correre ci siete voi. Correte. Bini vi saluta. Grazie.